benvenuti al punto, benvenuti a Tele Friuli, benvenuto al sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Complimenti sindaco e naturalmente ci dirà adesso le sue sensazioni. Benvenuta. Grazie, grazie, buongiorno a lei e a tutti. Bene, allora è stata una vittoria, diciamo così, stravolgente, una conferma quasi scontata perché tutti aspettavano il sindaco di Monfalcone in pole position e così è stato. Ha un ringraziamento particolare, oltre ai cittadini di Monfalcone che l'hanno premiata, insomma, in maniera molto chiara. Ma allora guardi, devo dire che ovviamente la riconferma era un po' nell'aria. Io stessa però sono rimasta molto colpita da questa modalità plebiscitaria e molto anche, come dire, emozionata perché non mi sarei aspettata una dimensione di questo tipo. E vincere al primo turno a Monfalcone, che non è esattamente un comune molto semplice, ve lo assicuro, è più complesso di quello che pare, con il 72,4, con 22, quasi 3.000 voti personali e con una coalizione di centrodestra unita che fa bene tutta, è una grandissima soddisfazione. Ringrazio i miei concittadini prima di tutto perché effettivamente era una giornata molto calda e sono andati a votare al 52%, che sembra una percentuale non altissima, ma invece non è assolutamente, rispetto al sistema Italia, diciamo, una percentuale da sottovalutare. E poi ringrazio tutta la coalizione, tutti coloro che si sono messi a disposizione perché abbiamo fatto un grande lavoro durante le elezioni, ma le devo dire che più di tutto ringrazio tutti quelli che hanno lavorato in questi 5 anni e mezzo, perché io penso che niente si costruisce sulla sabbia, bisogna lavorare sodo, bisogna fare le cose e la dimostrazione che poi i cittadini se ne accorgono e vogliono continuare e premiarti sta in questo, in quello che è accaduto. Quindi 5 anni e mezzo di grande lavoro serio e di disponibilità all'ascolto, di cose fatte, di coraggio, di idee e di competenza hanno premiato, per cui penso che questa sia una strada che tutti dovremmo seguire. È molto faticosa perché è molto concreta, si basa sulla necessità di ottenere risultati per i cittadini e per la città, guardando a questo e non ad altro, però ho imparato che poi alla fine ti possono accusare di qualsiasi cosa, cosa che a me è accaduta per 5 anni e mezzo. Pensi che ci sono dei siti, dei profili, delle scelte che hanno fatto anche chi poi è stato antagonista mio durante le Sì, elezioni sì, e non dico il candidato sindaco, ma i sì, sì, sì. suoi delle liste, che hanno contestato me personalmente per 5 anni non riconoscendo la mia vittoria del 2016, però invece i cittadini zitti zitti, 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 zitti per 5 anni e mezzo, poi hanno detto a noi va bene così. Lo Insomma, è slogan della stato... candidata di sinistra era tutta un'altra storia, invece i cittadini di Monfalcone, quasi al 73%, hanno detto noi vogliamo questa storia con questo sindaco. E questa è stata una grande, grande, grande Beh, è stata una soddisfazione. Non vittoria sono una persona che si significativa. emoziona tantissimo, però le devo dire che quella notte non ho dormito. Beh, è stata una vittoria significativa che comunque pone Monfalcone come una capitale d'aria in assoluto, insomma, perché onestamente con il sindaco Cisin, che è leader un po' della coalizione, ma anche dell'area, perché vedo che il programma che lei ha improntato sul lavoro, immigrazione, cultura, ha dato i frutti e secondo me continuerà a darli. Allora, avanti con quali progetti adesso, sindaco? Ma intanto ho fatto la giunta, l'ho varata sabato, mercoledì scorso e ho fatto la prima giunta sabato, ieri un'altra. Abbiamo già approvato le prime 2 delibere che riteniamo molto importanti. La prima sulla applicazione del patto del lavoro. E sono convinta che in una città come Monfalcone non si possa non partire da lì. Sì, Abbiamo siglato precedentemente un patto con Confindustria, CNA, Confartigianato, Ascom, Confcommercio e le parti sociali, perché c'è tanto da fare in questa città, su questo territorio, affinché
il grande patrimonio anche che viene realizzato e diventa export e diventa PIL si traduca anche in benefici per i lavoratori. Siamo un po' distanti da questo punto di vista, da quello che noi riteniamo essere la strada più giusta, quindi il patto per il lavoro e la declinazione delle esigenze. Vogliamo ovviamente estendere questo patto, queste attività che vogliamo fare insieme anche alla Regione. E poi la seconda delibera importante, ed è un progetto che è già partito, è la rivisitazione della viabilità partendo dal centro, perché ci sono delle zone, abbiamo rivitalizzato molte aree, anche grazie alle grandi attività che facciamo per la cultura, per una serie di grandissime iniziative, ma anche dal punto di vista consolidato della riqualificazione del centro, la riapertura della Rocca, il percorso della Grande Guerra, la vicinanza con il litorale. Avevamo 10.000 persone sabato e domenica sul nostro litorale, il Museo della Cantieristica, le terme, ma ora si impone una rivisitazione di alcune scelte viabilistiche affinché determinate aree diventino più centrali, con la possibilità di valorizzare anche tutto il percorso commerciale di pubblici esercizi che ci sono in determinate aree come il Corso, come via Roma, come via Oberdan. Che ha Quindi cambiato abbiamo un po' il approvato volto, due cambiare delibere un po' che il volto di danno il Monfalcone. via, diciamo, a queste azioni. Ecco, senta, anche sulla cultura ha puntato molto, no? Sulla cultura, anche perché è un punto di riferimento importante a Monfalcone per molte attività. Sì, la cultura, pensavano all'inizio, nel 2016, mi colpiva questa cosa, no? Pensavano che noi fossimo un po' dei buzzurri e li abbiamo un po', sì, le assicuro, perché io ricordo molto bene quello, ho una buona memoria, grazie a Dio, e ricordo quello che anche in Consiglio Comunale mi veniva detto dal PD. Abbiamo dimostrato che tanta cultura di questa qualità Monfalcone non l'ha mai avuta. Sappiamo anche andare a prenderci i soldi perché partecipiamo ai Quello è molto bandi, li importante. vinciamo, sì, è molto importante perché questo aspetto del finanziamento, tanti ti dicono, sì, ma io non ho i soldi, sì, ma io Poi me li vado a prendere, le sono parole sono parole, i prestiti. fatti sono fatti, insomma, ecco questo è. Esatto. E poi abbiamo investito proprio in una visione, non è uno spot, no? Abbiamo investito sulla storia. Il percorso della Grande Guerra, ad esempio, assieme alla Rocca, dà la possibilità di un turismo didattico che Monfalcone non ha mai avuto, assieme all'unico museo di archeologia industriale con un sito produttivo attivo, che quando uno ci entra si porta dietro anche tutti i parenti, eccetera. Abbiamo fatto un È un grande lavoro giro, lì. sì, 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 E sì. poi gli eventi molto importanti, il Geografie Festival, Monfalcone Festival Geografie, che quest'anno a luglio avremo anche con 4 appuntamenti per la prima volta in spiaggia, ha dimostrato che sappiamo molto anche pensare agli eventi adeguati e che danno una opportunità anche di attrattività alla città. Le grandi mostre, l'idea di un percorso museale, no? Che parte nel trittico anche del centro storico. E quindi ecco, per noi la cultura, come dice l'assessore Gibelli, guardo sempre il venerdì cosa succede a Monfalcone. E una volta qui non si pensava assolutamente che ci potessero essere queste aperture importantissime. E poi la valorizzazione dell'identità. Ho ereditato nel 2016 una città in ginocchio, anche dal punto di vista della spina dorsale, della voglia di esserci, e i monfalconesi sono riusciti a tornare a credere nel futuro di questa Insomma, città, di questo ha territorio. cambiato il volto della città e vedo che lei è anche molto dinamica, mi piacerebbe sapere una giornata tipo. Per esempio oggi, no, La giornata ma una tipo giornata tipo, gliela dico io so che lei si alza volentieri. molto al mattino, parte, insomma, anche questo è l'esempio per i cittadini, è un esempio di dinamicità e anche di entusiasmo e quindi anche psicologicamente, dice il nostro sindaco, ci guida, per cui anche noi dobbiamo darci da fare, perché mi sembra che dal Sì, punto è di vista vera questa psicologico cosa. Me questo lo è... dicono, infatti i cittadini me lo dicono, ha ragione. Io sono un po' così, non è che lo faccio sforzandomi più di tanto, lavoro tantissimo. Ecco, mi alzo la mattina abbastanza presto, io mi alzo verso le 6
E faccio anche un po' di ginnastica perché ho una certa età e bisogna tenersi un po' in forma, altrimenti si cede. Però già alle 7:30 ho letto i giornali, ho mandato le mail, ho mandato i messaggi che devo mandare. Alle 8 sono operativa, adesso abbiamo i lavori in centro, gli operai che fanno i lavori mi aspettano per vedere se... No, no, le dico la verità, il giorno dopo le elezioni, alle 8:15 ero lì, mi hanno detto: Sindaco, ma cosa fai? Hai vinto ieri sera? E ho capito, gli ho detto, però devo vedere se mettete a posto bene il Il lavoro pavimento. continua, sì, sì. E poi la giornata è molto lunga perché ieri ho finito alle 10 di sera, c'è tanto da fare. Penso che il miglior modo per far sì che anche gli uffici, gli assessori, la città si Sì. impegnino tutti, sia proprio il timone, no? Ecco, io sono una che ama andare in barca, Senz'altro, le dico che chi sicuro. ha il timone deve dire come si deve andare avanti, sapere com'è la rotta, avere una boa di riferimento, ci sono tante barche di mezzo e maree e tempi che cambiano e tu devi essere presente e saper come fare, e la competenza in questo caso è veramente essenziale. E Beh, io insomma, sono una che lavora molto, ma la sicuramente sì. dimostrazione l'ha data e i cittadini l'hanno premiata. Senta, eventi, adesso Monfalcone è anche piena di eventi, no? Quindi adesso è la stagione estiva, in ogni caso c'è sempre qualcosa da fare a Monfalcone, ma qualche evento che è qui, dietro l'angolo. Allora, dietro l'angolo c'è tanta roba e tutto può essere anche guardato sui nostri social. Dal 1° luglio, Sì. l'anteprima della Notte Bianca, e poi il 2 luglio, noi saremo fuori con i negozi aperti e con tante attività. I negozi sono tutti aperti già il sera-notte del 1° luglio e la sera-notte del 2 Mm. luglio e in quell'occasione abbiamo anche dei concerti, delle sfilate di moda. Abbiamo creato una grande sinergia, che ringrazio tutti per questo, con i commercianti, con l'Ascom, con tutti gli operatori commerciali dei pubblici esercizi, anche con gli artigiani, e questo premia perché poi alla fine sono tutti molto disponibili, le vetrine saranno a tema. Quindi il 1° 2 luglio parte, già adesso abbiamo tante attività logicamente, no? Però ecco, ufficialmente diciamo l'estate monfalconese parte il 1° luglio e poi a seguire ci sono tantissime cose. L'8 luglio viene inaugurata e parte la mostra di Crali, ad esempio, 50 opere che sono inedite, di una mostra che nella prima edizione ha fatto dei numeri incredibili, e la mostra sarà aperta anche di sera. Insomma, E poi insomma, Marina Iu. a Monfalcone non ci si annoia mai, quindi si può venire tranquillamente No, che no, insomma mi il vento è sgridano per cambiato da molti questo, anni. mi Bene, bene. sgridano per questo, mi dicono: ma calma, vai in ferie, però finché il ferro è caldo Sì, bisogna andare esatto. avanti e fare. Poi arrivano anche i momenti delle pause, che non è questo però. Bene, allora Sindaco, intanto io la ringrazio molto, le rinnovo le mie congratulazioni per questa vittoria veramente, veramente importante anche per tutta la Grazie a regione lei. e naturalmente ci vediamo la prossima volta con piacere e naturalmente sempre in forma come la vedo adesso. Naturalmente buon Grazie lavoro a lei e a mille a tutto lei, Monfalcone. a Telefriuli e a tutti i suoi ascoltatori e ai suoi ospiti, perché fate una cosa bellissima, molto seguita. Grazie. La ringrazio molto, naturalmente buon lavoro e naturalmente con voi ci vediamo alla prossima.